In questo momento abbiamo 2 terapie intensive, noi come terapia intensiva con i box isolati e la Terlistar 3 come altra terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid. Questa è la situazione attuale della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. In caso di nuovi ricoveri, l'ospedale è pronto a riconvertire la rianimazione centrale, ma si spera non si debba arrivare a tanto. Preoccupa il nuovo aumento di contagi dopo quasi 2 mesi di costante decrescita in ospedale. Adesso arrivano pazienti gravi che vengono direttamente trasferiti in terapia intensiva. Abbiamo avuto un piccolo incremento da questo fine settimana in poi, però diciamo non c'è stata francamente una grande riaccensione per quanto riguarda i numeri. Abbiamo accolto di nuovo dei pazienti critici, alcuni che sono arrivati dopo pochissimo tempo, che abbiamo preso in terapia intensiva dopo pochissimo tempo dal ricovero ospedaliero, quindi sono arrivati già critici dal territorio, ne abbiamo presi 4 da domenica in poi. Le varianti del virus potrebbero portare i pazienti a rinfettarsi. Episodi di questo tipo purtroppo sono già accaduti. È probabile, è possibile che ci possono essere delle reinfezioni, sono descritti, sono dei casi abbastanza rari, però è possibile. Per quanto riguarda noi in rianimazione non abbiamo ancora osservato fenomeni del genere. L'unica soluzione al momento restano i vaccini. Il vaccino è l'arma migliore che abbiamo per controllare, diciamo, il problema all'origine, quindi deve essere sicuramente impiegata come in tal senso, perché alternative di terapia altrimenti eziologiche, cioè che riescono a controllare l'infezione e a renderla, diciamo, innocua, non ce ne sono altre oltre al vaccino.